L'assessore regionale alla famiglia incontrerà i sindaci siciliani per affrontare l'emergenza. A Messina protesta della CGIL. Il quartiere agrigentino chiede una caserma dei carabinieri. Se ne parla da anni, ora potrebbe essere arrivato il momento. Ditta del catanese evade 12 milioni di euro. A Cattolica Eraclea teatri di pietra, a Porto Empedocle rassegna teatrale, settimana della cultura a Cammarata. A Messina la tradizionale processione della Vara. Buongiorno da TVA Notizie. L'abolizione del reddito di cittadinanza è diventato argomento del giorno. Sono diverse le proteste. Intanto l'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano annuncia un incontro con i sindaci siciliani per affrontare questa emergenza. Il servizio di Arturo Cantella. Continuano le proteste che investono l'isola per il reddito di cittadinanza tolto con l'avviso di un freddo SMS da parte dell'INPS. Sono 169.000 le famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza che hanno ricevuto dall'INPS il messaggio di sospensione del sussidio dallo scorso 1° agosto, poiché sono considerati nuclei occupabili nei quali non ci sono componenti disabili, minori o che superano i 65 anni, come prevede la nuova normativa. La legge di bilancio 2023 ha infatti fissato per questi nuclei il limite di 7 mesi per poter percepire il sussidio. Dunque anche il 1° settembre altre famiglie e nuclei familiari perderanno il sostegno. Lo stesso accadrà nei mesi successivi alla scadenza del 7° mese. Tutto ciò che è in attesa che dal 1° settembre queste persone possono essere prese in carico dal nuovo strumento supporto di formazione lavoro introdotto dal decreto legge lavoro, ricevendo 350 euro al massimo per 12 mesi, mentre parteciperanno a dei corsi formativi. Prime stime prevedono che a settembre saranno 88.000 i nuclei presi in carico dai centri per l'impiego. Intanto c'è allarme tra i sindaci siciliani per l'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza ad alcune fasce di percettori. Interviene l'assessore Albano. Ho ricevuto molte telefonate nelle ultime ore, per questo col collega delle autonomie locali Andrea Messina abbiamo sentito l'esigenza di organizzare un incontro con il rappresentante dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, per ascoltare il loro punto di vista e vedere come il mio assessorato possa essere vicino ai problemi emergenziali della comunità locale. Questo quanto dichiarato per l'appunto dall'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccio Albano. Ritengo inoltre, prosegue l'esponente del governo Schifani, che sia utile coinvolgere le organizzazioni sindacali su argomenti così vasti e importanti per molte famiglie. È dovere di ogni politico dare ascolto e avere la capacità di riflettere e di rendersi disponibile laddove ci sia una domanda urgente e sentita che viene dalle fasce della società più fragili. Intanto la CGIL di Messina parla di disagio sociale e difficile da gestire. Quasi 4.000 sospensioni del reddito di cittadinanza a Messina da questo mese di agosto a dicembre 2023 terminerà per tutti e serve il rafforzamento immediato dei servizi territoriali e l'analisi della CGIL Messina che lancia l'allarme su un disagio sociale che rischia di esplodere anche nel territorio messinese. In 3.937 nella provincia di Messina, fa presente la CGIL Messina, hanno ricevuto l'SMS dell'INPS con il quale venivano informati che non avrebbero più percepito il reddito di cittadinanza ad agosto. Persone tra i 18 e i 59 anni che non hanno un componente minore, disabile o over 60 all'interno del nucleo familiare e che nonostante le condizioni di fragilità e povertà assoluta sono considerate occupabili e quindi non meritevoli di un sussidio.
Se non distinguiamo le politiche di contrasto alla povertà dalle politiche per il lavoro, dichiarano il segretario generale della CGIL Messina Pietro Patti e la segretaria confederale con delega al welfare Stefania Radici, rischiamo di colpevolizzare i poveri e punirli per la loro condizione di disagio. Ci sono tanti lavoratori poveri, precari e part-time che rischiano di essere esclusi da ogni forma di sostegno e presa in carico. Ci sono tanti ultra cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro che faticano a rientrarci. Ci sono tante persone tra i 19 e 59 anni con bisogni sociali, sanitari o educativi a cui non basta un semplice corso di formazione per trovare lavoro e uscire dal tunnel della povertà. A Messina, prosegue l'analisi della CGIL Messina, il nucleo erano 24.445 per un totale di 53.258 persone. Non si può privare queste persone di un sussidio di dignità senza che si potenzi la rete dei servizi territoriali, dai servizi sociali ai servizi per il lavoro, in grado di prenderli in carico e accompagnarli verso percorsi di autonomia. Non si può pensare che i servizi sociali o i centri per l'impiego facciano miracoli in un contesto segnato da desertificazione produttiva e mancanza di opportunità lavorative. Il sindacato, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni del reddito di cittadinanza, punta i riflettori sulla gestione di questo disagio sociale e su chi è chiamato ad affrontarlo in prima persona in una realtà dove i servizi territoriali sono allo stremo, con poco personale e precario. Gli assistenti sociali operanti nei comuni degli 8 distretti sociosanitari della provincia di Messina, evidenziano i segretari della CGIL Messina Patti e Radici con il segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile, sono pochi e insufficienti a far fronte alla mole di lavoro che viene scaricata su di loro. Per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali introdotti dalla legge di bilancio 2022 servirebbero almeno 120 assistenti sociali, invece i dipendenti a tempo indeterminato non sono neanche la metà. Servirebbe, aggiungono, stabilizzare gli attuali assistenti sociali a tempo determinato e potenziare l'organico con nuove assunzioni, a partire da coloro che operano con collaborazioni di vario tipo, con le risorse a disposizione a valere sul fondo povertà. Anche i centri per l'impiego vanno rafforzati a partire dall'immediata presa in servizio dei vincitori del concorso regionale che sono in attesa da oltre un anno. Si scarica sui comuni la risposta ai bisogni senza dotarli dei mezzi necessari. Questa è la denuncia lanciata dalla CGIL insieme alla considerazione che il risultato sarà la creazione di nuove sacche di povertà e disagio sociale pronta a esplodere in un territorio già caratterizzato da alti tassi di disoccupazione e precarietà. Nel quartiere di Fontanelle, come avete sentito nei titoli, non c'è una caserma dei Carabinieri. 2 anni fa i primi contatti tra l'Arma e il comune per assicurare la presenza dei militari, ma tutto è rimasto fermo. Il servizio con l'intervista al sindaco Franco Miccichè. Il quartiere agrigentino di Fontanelle nel tempo si è trasformato in un grande agglomerato urbano, raggiungendo un numero di abitanti che avvicina la zona ad un grande paese della provincia di Agrigento. Ecco allora che sorge spontanea la domanda: come mai a Fontanelle non c'è una caserma dei Carabinieri o un posto fisso di polizia? Se lo chiedono gli abitanti, la gente per bene, che vorrebbe godere del sacrosanto diritto alla sicurezza, vivere cioè al riparo da eventuali malviventi che sarebbero sicuramente scoraggiati dalla presenza delle forze dell'ordine. Del problema sicurezza ne avevamo parlato con il comandante provinciale dei Carabinieri ed era stato proprio il colonnello Stingo a chiedersi come mai un quartiere così grande non abbia ancora una caserma, mentre località molto più piccole nello stesso capoluogo godono della presenza dei Carabinieri. E fa molta rabbia apprendere, tra l'altro, che le somme per realizzare la struttura ci sarebbero, così come sarebbero disponibili gli uomini da destinare alla nuova caserma. Nel frattempo si potrebbero adeguare all'uso i locali del centro sociale che sono lasciati in mano ai vandali, mentre l'area suggerita per la costruzione della caserma è quella dell'ex isola ecologica. Purtroppo finora sono cadute nel dimenticatoio tutte le richieste di fornire Fontanelle dell'indispensabile servizio. Noi abbiamo seguito la vicenda fin dal sorgere di Fontanelle.
Abbiamo scoperto l'esistenza di una bozza di progetto dalle parti di Viale Sicilia. Ovviamente si abbandonò presto l'idea, ma l'esigenza è rimasta. Sulla caserma che non c'è e sulle intenzioni dell'amministrazione comunale abbiamo sentito il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Dalle sue parole possiamo dire che l'impegno c'è per una caserma a Fontanelle. Vogliamo credere e sperare che non si tratti delle solite promesse. Sindaco, Fontanelle ha bisogno di una caserma dei carabinieri, un posto fisso di polizia per sentirsi più sicura. Ci sarebbero stati dei contatti, mi risulta, con l'Arma. Sì, ci sono stati dei contatti con l'Arma. Già da quasi 2 anni abbiamo individuato prima un sito dove realizzare ex novo una caserma, già il progetto è pronto, ma nelle more abbiamo anche individuato altri locali del comune da ristrutturare, da poter quasi nell'immediato fare un posto di polizia, chiamiamolo posto di polizia, una stazione dei carabinieri dedicata proprio per le esigenze di Fontanelle. Il comandante provinciale, colonnello Stinco, tra poco lascerà Agrigento purtroppo, molto sensibile lui verso i problemi di sicurezza dei cittadini. Allora, prima che vada via, ci possiamo sperare a vedere inaugurato un posto di carabinieri qui? Inaugurato non lo so, però prima che lui va via sicuramente inizieremo a fare dei lavori per poter far sì che quei locali che per adesso sono in degrado potremmo dare una parvenza proprio di uffici, dare una parvenza di stazione, dare una parvenza di un presidio militare che possa essere almeno di tutela agli abitanti del quartiere. Anche perché ci sono realtà vicino ad Agrigento piccolissime rispetto a Fontanelle dove c'è una caserma dei carabinieri. Sì, Fontanelle, come dicevo poco fa, demograficamente è molto densa e mi pare che raggiungiamo i 6.500 abitanti, quindi penso che è più grande di qualche paesino della provincia, quindi merita quello che poco fa si diceva. Quindi un impegno, sindaco, per questo problema? È un impegno mio personale. Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento in territorio di Bolognetta. Un uomo di bagheria a bordo di un motociclo si è scontrato con una Peugeot. È stato trasportato al civico di Palermo in codice rosso. Una tartaruga caretta ha scelto nuovamente Palma di Montechiaro. Dopo tantissimi anni una tartaruga caretta ha scelto nuovamente Palma di Montechiaro per nidificare. In particolare ha scelto la spiaggia di Malerba, una delle più belle del litorale palmese, frequentata da tantissimi amanti del mare, pulita giornalmente da Palma Ambiente, guidata da Mario Stagno. Ed è proprio questo che ha fatto la differenza, visto che le testuggini per nidificare scelgono i fondali e le spiagge più pulite. È subito stata festa, sono intervenuti i volontari del WWF, la sezione di Licata, che ha provveduto a isolare l'area. Nell'apprendere questa splendida notizia, dice il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino, voglio ringraziare i cittadini che hanno segnalato la presenza del nido e il WWF di Licata che prontamente è intervenuto per mettere l'area della nidificazione in sicurezza. Personalmente al WWF sono molto legato, continua il sindaco, visto che da giovanissimo ho prestato servizio in questa associazione grazie al compianto Francesco Galia, al quale voglio dedicare questa meravigliosa notizia. Si è sempre battuto a difesa della natura, del nostro territorio, della fauna e della flora. La spiaggia di Malerba è una sorta di paradiso terrestre, anche se permane qualche problema sulla viabilità, malgrado gli sforzi effettuati. Tanti anni fa avevamo registrato già una nidificazione della tartaruga ciotta, adesso questo ritorno ci rende orgogliosi, continua il sindaco Castellino. Spero che questa nidificazione sia la prima di una lunga serie. Chiedo a tutti gli avventori della spiaggia di Malerba di fare molta attenzione, di tenere i giusti comportamenti per tutelare il nido fino a quando non avverrà la schiusa. Ditta di call center nel catanese evade 12 milioni di euro. Arturo Cantella. La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto un'evasione totale da parte di un call center del territorio di Paternò, nei confronti del quale ha accertato un'omessa dichiarazione di oltre 12 milioni di euro che avrebbe consentito un'evasione di imposte dirette per 4 milioni e mezzo di euro, di IVA per 1 milione e mezzo e di IRAP per 650 mila euro. Il responsabile della ditta individuale, nell'attuale stato del procedimento a cui ancora
non si è pienamente instaurato il contraddittorio con la parte, è stato denunciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per infedele presentazione della dichiarazione annuale per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. A seguito degli elementi emersi è stato anche richiesto il sequestro per l'equivalente di oltre 7 milioni di euro, l'adozione di misure cautelari fiscali agli uffici finanziari competenti, l'attività ispettiva svolta dai finanzieri della compagnia di Paternò ha riguardato il periodo 2017-2023 ed è stata effettuata dopo l'accertamento di ripetute e gravi violazioni alla normativa tributaria. I controlli sono stati fatti su 18 rapporti presso istituti bancari nazionali e 2 conti correnti in Lituania e in Germania, a cui si registravano oltre 22.000 operazioni bancarie non supportate da un'idonea documentazione. Gli investigatori sono risaliti all'acquisto in Lituania di criptovalute per circa 1 milione di euro, per il quale il titolare della ditta avrebbe utilizzato parte dei proventi derivanti dall'evasione delle imposte. La condotta penalmente rilevante è stata segnalata alla competente autorità giudiziaria perché costituisce fattispecie di autoriciclaggio. Per la manutenzione delle strade provinciali della zona ovest che interessano i territori di Ribera, Sciacca, Montallegro, Siculiana, Lucca Sicula e Sampuca di Sicilia arriva l'appalto per eseguire i lavori per un importo di 2.800.000 euro. Ad aggiudicarsi la gara è stata un'impresa di Favara. Sono in aumento le gare espletate dalla regione siciliana per un totale di circa 1 miliardo di euro. I dettagli con Arturo Cantella. In aumento le gare espletate dalla regione siciliana nel settore dei lavori pubblici. Infatti negli ultimi 4 mesi la centrale unica di committenza della regione siciliana ha aggiudicato il 40% delle gare avviate quest'anno per un valore che sfiora il 1 miliardo di euro, al netto dei ribassi che hanno a loro volta determinato un notevole risparmio per l'ente. Sono questi i risultati di un monitoraggio relativo al periodo aprile-luglio 2023 fatto dall'assessorato regionale dell'economia al quale fa capo la centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Tra gli obiettivi principali del governo, ha dichiarato il presidente della regione Schifani, c'è quello di rendere l'amministrazione regionale sempre più efficiente. Puntiamo a raggiungere questo risultato grazie a un iter amministrativo e tempistiche più veloci e certe, in modo da poter dare maggiori garanzie a cittadini e imprese. Una decisa accelerazione sulle procedure, ha affermato l'assessore all'economia Marco Falcone, che sta caratterizzando negli ultimi mesi l'azione della centrale unica di committenza. Registriamo che su 25 gare in corso da gennaio a quest'anno ben 10 sono andate in aggiudicazione negli ultimi 4 mesi. Ciò ha determinato un significativo risparmio di quasi 123 milioni di euro per le casse della regione e grazie a ribassi d'asta ottenuti. Tra i servizi appaltati, l'assessorato sottolinea i più rilevanti ci siano quelle per le diverse forniture come il settore farmaceutico, nella sanità, i vaccini per la prossima campagna antinfluenzale, ma anche la cassa della regione e le pulizie e i servizi di base per gli uffici dell'ente pubblico. Segnalare disservizi e anomalie nella sanità siciliana. Presentato all'ARS un apposito sito per iniziativa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ci sono le interviste a Nuccio Di Paola e a Antonio De Luca. Cioè, immaginate, non ci sono medici, cosa fa un professore? Diventiamo i falegnami. Questa è la cosa più importante. Potremmo essere in sanità al punto di alto profilo e soprattutto in commissione sanitaria. Vivremo nei pronti soccorsi con l'esercito. Il territorio che vive la trincea dei malati, dei pazienti, ha creato la tempesta perfetta. La tempesta buona su questa sfida. Il Movimento 5 Stelle di quello che noi siamo. Con Figliolo, con i medici di oltre frontiera. Portavoce a livello nazionale e batterci affinché ogni cittadino, consigliere comunale, sindaci, comitati possono segnalare su questo portale proposte o disservizi legati alla sanità.
In questo momento stiamo vivendo una povertà sanitaria dilagante, i siciliani stanno perdendo fiducia e speranza nella sanità, nonostante il grande lavoro che fanno medici e tutto il personale sanitario a cui questo portale si mette a fianco. È uno strumento che ci permetterà a noi deputati di poter ispezionare, fare delle ispezioni all'interno dei presidi per poter poi verificare la segnalazione e concretizzare la proposta tramite atti parlamentari o, perché no, tramite anche denunce quando è il caso di denunciare, per ridare la possibilità al cittadino di curarsi all'interno di una sanità che funziona all'interno della sanità pubblica. Lo strumento del sito ci consente anche di raccogliere questo tipo di segnalazione e quindi capire su quali prestazioni in questo momento, senza filtro della politica, ci sono dei disservizi. Occorre segnalare, occorre farci sapere, è uno strumento anche per gli operatori sanitari che in questo modo, in maniera totalmente anonima, potranno farci sapere cosa non funziona nelle strutture in cui operano, perché oggi vittima della mala sanità pubblica non sono più solo i cittadini, ma sono anche gli operatori sanitari che ci lavorano. Carolina, una bambina siciliana allieva di un corso di danza classica presentata dalla propria insegnante come un vero talento. Vediamo. E guarda la mano. Per arrivare a un percorso come quello che ha fatto Carola Lombardo, mia allieva dall'età di 3 anni e mezzo, 4 anni, ci vuole veramente tanta volontà, tanta tenacia e tanta determinazione. Frequentare un corso di danza classica di qualità è la cosa più importante, fatto con degli insegnanti competenti, perché a quest'età i ragazzi e i bambini hanno una muscolatura in crescita. I risultati qui sono arrivati, vero Carolina? Sì. Lei è la mia Carolina. Abbiamo fatto un percorso insieme veramente intenso, intensissimo, fatto di tanti sacrifici, soprattutto il periodo del lockdown. Lei ha continuato sempre a fare lezioni anche tramite i video. Lei non riusciva proprio a stare lontana dalla danza. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Poi abbiamo ripreso, è stata l'ultima ad andare via dalla scuola e la prima a rientrare. Oltre al lato tecnico, perché c'è anche un lato tecnico, c'è il lato della passione, c'è i rapporti umani. Il rapporto umano fra me e lei penso che sia veramente unico, fatto di tante ore passate insieme. Lei ha studiato con tantissimi maestri, quest'anno e anche l'anno scorso, sia a Bordeaux che a Nizza. Ho fatto sì che la conoscessero più persone possibile, perché è un talento meraviglioso che devono conoscere tutti. In tutto questo vorrei anche ringraziare il maestro Charles Jude, che ha creduto veramente tanto in lei, tanto da farla arrivare anche a fare dei percorsi importanti in Francia. E dopo di ciò noi avevamo già intrapreso il percorso con l'Opera di Roma ed è così che insomma è stata ammessa al primo corso, alla frequenza del primo corso, e di questo noi siamo veramente orgogliosi e felici. Un ruolo estremamente importante ce l'ha la famiglia, oltre all'emozione quali sono le altre cose da mettere in evidenza? Diciamo che lei mi ha dato la forza, lei insieme alla sua maestra, perché la maestra ha sempre creduto in Carola, dandomi anche la forza e il coraggio di andare avanti, perché non è facile, anche perché è una bambina e lei me l'ha definita da sempre luce di passione. È per questa luce che siamo andati oltre. Ecco la protagonista, che cos'è la danza per te? Allora, la danza per me è un posto magico in cui molti bambini dovrebbero entrare, perché di questo posto magico ci potrebbero innamorare. Sì, è un posto magico in cui io esprimo passione ed amore. Io ringrazio la mia maestra Anna Maria Campanelli, la mia mamma. C'è tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto in tutto il mio percorso. E veniamo agli spettacoli. La rassegna teatrale a Porto Empedocle nell'ambito del cartellone dell'estate empedocrina. Arturo Cantella.
È entrata nel vivo l'estate empedocrina con diversi eventi che hanno riscosso un notevole successo, voluta dal Comune e sostenuta dall'Enel. Al via la manifestazione culturale teatrale Vigata, dedicata allo scrittore empedocrino Andrea Camilleri, con il debutto lo scorso 29 luglio di un saggio del laboratorio Vigata, messo su dal regista nonché autore Giovanni Molfe, con l'organizzazione generale di Mario Silvano, denominata Hey You. Voi non lo potete capire, io ero una contadina analfabeta e lui era un maestro, aveva studiato e ogni volta che faceva un comizio c'era un mare di persone. Io che potevo fare? Non potevo fare niente per lui. Mai, figlio Dio. Mai da questa bocca sono uscite parole per cercare di parlarmi. Come avrei potuto? Si sarebbe vergognato di me. E io stesso non capisco. Come avrei potuto fermarlo? Come? Questo è il mio dolore. La sera, quando i carabinieri potevano dirmi che era stato ucciso, andai a piedi fino a lui, ma dalla mia voce, nemmeno un urlo, solo lacrime, quelle sì, e tante. E non volevano che io lo vedessi. E come potevi impedire a Rosalia Licata di vedere suo figlio? Quindi a seguire il laboratorio teatrale prodotto dalla compagnia dell'Emilia Romagna, Falcone e Borsellino, L'ultima estate. 25 agosto 1985. Ecco i caffè. Siamo a 5. E sono solo le 10 di sera. Tu sei sempre convinto che dobbiamo finire stanotte? Stiamo lavorando da 20 giorni, Paolo. 20 notti. Come sei pignolo. Ma tu ti rendi conto a che cosa stiamo lavorando? A un processo. Un processo, il primo processo a tutti i capi di Cosa Nostra. Ma dimmi la verità. Ma tu te lo saresti mai immaginato che ce l'avremmo fatta? Io non mi sarei mai immaginato che avremmo scritto un'ordinanza qui dentro. E picchi che ha sto posto che è? È un carcere, Giovanni. Ma chiami macchina da scrivere chista? No, è un'isola, Paoli, ed è il posto più sicuro che c'è. Ci sono manco giornalisti che camurriano. Sì, che non funziona manca la televisione. Secondo te avremmo trovato pure il tempo di guardarci la televisione. Ma c'era l'Inter stasera. Chi c'era? L'Inter. Senti Inter, vieni qua a scrivere tu che mi si stanno addormentando le dita. Inter, pure l'Inter ci vuole. Dove eravamo arrivati? Aricò Michele, 12 omicidi, l'ultimo che abbiamo ricostruito è quello del commerciante dell'albergheria. Allora l'Aricò decise che il Passanisi Salvatore doveva essere ammazzato davanti alla sua macelleria. Apri virgolette, così se lo sarebbero ricordati tutti. Chiudi virgolette. La mattina del 12 luglio, che c'è? Ti fermaste? Certo. Vado troppo veloce? Troppo veloce, va. Ah beh, devo andare più piano? Un po' più piano. Ero più piano, dove sei arrivato? L'Aricò decise. C'è 2 parole scritte. C'è mezz'ora che parlo, 2 parole. Ma se pure, e non la finiamo più stasera, però, Un po' più lento. Io sono un po' più lento, però tu un po' più veloce. Non andiamo più. Allora, l'Aricò decise che il Speriamo domani. E dove ci stivi chiolletti? Facciamo una via di mezzo. Bravo. Ok, dove sei arrivato? L'Aricò decise che il Passanisi Salvatore. Salvatore manco lo scritto. Sì, ma lo so a memoria. 5 parole. Salvatore doveva essere ammazzato davanti alla sua macelleria. Apri virgolette. Così se lo sarebbero ricordati tutti. Non funziona. No, non funziona lo scrivo. No. Se lo ricordati tutti. Chiudi virgolette. La mattina del 12 luglio l'imputato si presentò
in corso dei 1000. Il prossimo 5 agosto si continuerà con Un marito per due figli a cura del gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle. Settimana della cultura a Cammarata. Ascoltiamo la presidente del gruppo storico Abbatellis Branciforti, Conti di Cammarata e Duchi di San Giovanni Gemini, Irene Catarella, e i ragazzi dell'Arca Ollus. Siamo qui alla settimana della cultura di Cammarata e noi come gruppo storico Abbatellis Branciforti, Conti di Cammarata e Duchi di San Giovanni Gemini sfiliamo in sinergia con i ragazzi dell'Arca. Abbiamo qua Robertina, Pasqualino e Rosolino. Vogliamo chiedere a loro che cosa significa sfilare con gli abiti storici. Roberta. Sfilare con gli abiti storici è un'emozione che ci fa trasmettere l'emozione nei tempi che venivano gli altri. Esatto, nei tempi antichi. E invece tu, Pasqualino, che cosa è sfilare con l'abito storico per te? Allegria. E a te, Rosolino? Emozione. Quindi vedete, emozione, allegria, fare storia è una cosa bellissima. Proseguiamo con gli eventi. Manifestazione dell'agosto messinese con la tradizionale processione della Vara. Agosto messinese, diciamo, è un brand nel brand, perché la città ad agosto, soprattutto quella di Messina, non si ferma ma anzi accelera. È una città nella quale abbiamo cercato quest'anno di dare un impulso diverso rispetto a quella che era l'organizzazione tradizionale, e l'abbiamo potuto fare perché in questi anni abbiamo lavorato per questo, ma l'agosto messinese rimane legato alla Vara, alle tradizioni, a tutto quello che ad agosto si faceva a Messina, con la grande popolazione che andava prima alla fiera, poi a Piazza Unione Europea, oggi Piazza Unione Europea, Piazza Municipio una volta, tant'è che nel logo di quest'anno c'è un po' di tradizione, in una rivisitazione, diciamo così, di un'immagine di tanti anni fa, quindi ha un valore importante per la città, per tutte le persone che tornano in città, e quindi agosto messinese ha un valore in più. Una rassegna che si farà sulla scalinata di Palazzo Zanca in ricordo del Teatro dei 12.000. Ci sarà il Galà del Folklore, la rievocazione di Don Giovanni d'Austria, un concerto bandistico regionale a cura dell'Ambima, i festeggiamenti per i giganti a cura dei gruppi folk, un punta storia della scuola dei Cuticchio, Gaspare Balsamo, sul mito, per cui ecco, sarà veramente un calendario fatto anche di altri eventi a cui si aggiungeranno quelli dei villaggi, delle feste patronali, che possa consentire al largo pubblico di avere un vasto panorama di offerte. La Vara è il cuore di tutto insieme ai giganti, quest'anno presenteremo a parte un calendario abbastanza fitto di manifestazioni collaterali che si arricchisce anche delle proposte di manifestazioni curate da altre associazioni. Al via a Cattolica Eraclea Teatri di Pietra 2023, la rassegna promossa in collaborazione con il Comune e il Parco Archeologico Valle dei Templi. Margherita Trupiano ne ha parlato con il sindaco Santo Borsellino, con il quale è stato fatto il punto anche sull'attività amministrativa. Sindaco, questa sera partiamo con un'iniziativa attesissima ogni anno, i Teatri di Pietra, in una location che è diversa dal passato. Sì, è una location diversa perché c'è il problema nel teatro in cui c'è stato un concorso di progettazione di riprendere il teatro gestito dal Parco Archeologico. I Teatri di Pietra è qualcosa di importante nel nostro territorio, nella provincia, perché cerchiamo di valorizzare questa bella zona Eraclea Minoa che ha tante potenzialità. C'è tanta gente che si sposta da lontano perché sono delle tragedie greche e sono fatte a un posto naturale. Intanto avete una costa straordinaria che stava per perdersi in una buona parte e invece adesso avete avviato tutta una serie di attività per recuperarla. A che punto siete? Sì, i segnali sono positivamente, perché già a prima fase le barriere che sono state realizzate quest'inverno già tengono la sabbia e alcuni lidi sono coperti perché prima erano sotto acqua, ora si vengono risultati. A settembre inizieranno
iniziano i lavori di ripascimento, quindi porteranno circa 180.000 metri cubi dal porto di Siculiana, e spero che il prossimo anno Minua sarà diversa a livello di spiaggia, ma noi come amministrazione stiamo lavorando tantissimo su Minua, perché Minua è la risorsa che deve trascinare pure Cattolica. Su Minua abbiamo un piano di recupero che entro dicembre sarà approvato. Su Minua quest'anno per la prima volta abbiamo comprato dei bagni chimici per garantire un servizio ai turisti. Su Minua stiamo lavorando sul parcheggio per garantire, perché è essenziale se vogliamo gente avere un parcheggio. Su Minua abbiamo fatto un piano spiagge in cui nasceranno altri 4 locali, chioschi, quindi io spero, anzi ci sono altri progetti che a settembre inizieranno qua sopra, il parcheggio davanti alla zona archeologica, un centro multimediale qua alla casa del Cristo di Benedetto, c'è tanto in pentola già finanziati, pronti ad appartare, e quindi spero che Minua tra qualche anno sarà Minua quello che merita. Tra l'altro c'è anche un percorso naturalistico che arriva alla Foce del Platani, mi diceva. Sì, è un percorso finanziato alcuni anni fa, che dal teatro porta a piedi alla Foce del Fiume Platani. Ci sono tanti turisti che amano questo percorso, e quindi sono cose naturalistiche, perché Minua poi è un ambiente tutto, la zona della Minua vincolata, sia dall'ente parco, i vincoli sono abbastanza, però dobbiamo cercare di valorizzarla perché è una risorsa e delle potenzialità tantissime, ha una potenzialità che può sviluppare veramente, e specialmente ora con Agrigento capitale della cultura. Minua sarà accanto ad Agrigento, che potrà usufruire di queste bellezze che vengono qua da Agrigento. Durante la sua sindacatura siamo a buon punto, com'è cambiata questa cittadina? È cambiata, io nella mia sindacatura sono entrato e avevo problema dell'erosione, c'era delle problematiche serie. Intanto ho presentato il progetto, è stato finanziato, c'era Minua che non c'era un piano di recupero e stiamo cercando di fare il piano di recupero, ci stiamo dedicando ai parcheggi, c'è un progetto illuminazione con le aree interne che aspetteremo il decreto, arriverà il decreto, abbiamo investito tantissimo su Edacrea Minua, perché Minua ti può trascinare Cattolica. Intanto a Cattolica abbiamo fatto il regolamento per le case €1, cerchiamo la disponibilità dei proprietari e tante altre cose a Cattolica. Ora stiamo facendo un progetto per un museo, perché il sogno c'è un museo per come si deve, perché alcuni reperti da Agrigento di Minua vengono portati ad Agrigento. Avendo un museo a Cattolica, il turista che viene da Cramena a visitare il teatro greco poi viene a Cattolica a visitare il museo. Io spero con i tempi, ogni cosa ci vogliono dei tempi, però migliorare, perché ci sono tutte le potenzialità, perché il turista quando viene che cerca cultura e mare, e noi fortunatamente abbiamo sia la cultura e il mare. Maestro Gatti, questa sera si apre con gli Argonauti, la nave, l'amore di Giasone e Medea, una storia abbastanza complicata, il viaggio, Argo. Come avete sintetizzato tutta questa grande storia? Cosa ci proporrete? Ma sicuramente appunto si chiama Gli Argonauti perché c'è l'idea dell'impresa, quel senso di prospettiva verso l'ignoto che guida gli Argonauti alla ricerca del bello d'oro e quindi all'incontro con altre culture, con altre genti, e Medea infatti è altra gente, viene dalla Colchide. Questo incontro tra il mondo greco e il mondo allora ritenuto barbaro, appunto, è la cosa più sconvolgente di questa messa in scena, perché ripete esattamente la condizione che stiamo vivendo oggi. Da una parte c'è un'attenzione a scoprire il nuovo, come gli Argonauti, e poi allo stesso tempo ci stanno delle chiusure
che costringono e contingentano ogni aspirazione ad una sorta di sofferenza. L'amore di Medea non è solo l'amore per Giasone, ma per l'ipotesi di cambiamento, per l'ipotesi di vediamo cosa c'è dall'altra parte. E di fronte a questa domanda, che sia di amore ma soprattutto di una tensione straordinaria, Giasone verrà meno, e qui la tragedia, l'uccisione dei figli, l'uccisione di Glauce, ma fondamentalmente non perché Medea è una barbara, ma perché Medea è interamente una persona a cui si è promesso un futuro e lo si è negato. I teatri di pietra rappresentano un forte baluardo culturale perché comunque veicolano un messaggio importante e riescono proprio a realizzare questa attualità di un messaggio universale sempre presente. Ecco, come vengono recepiti dal pubblico? Devo dire la verità che il pubblico per i teatri di pietra, ma non solo qui in Sicilia, in tutte le altre sedi è aumentato, ma credo che non sia aumentato perché i programmi siano più belli, che no, non è questo, è che il pubblico incomincia finalmente a porsi un problema, cioè voler vedere quello che sceglie. Quindi che cosa assistiamo? Assistiamo qui in Sicilia, in paesi veramente piccoli, con delle bellezze straordinarie, penso a Cefaladiana piuttosto che a San Cipirrello, cioè parliamo di paesi che non hanno neanche un cinema capozona, e improvvisamente questi paesi si popolano non di spettatori e basta, ma di gente che dice io ritorno anche la prossima volta. Questo io credo che sia veramente l'azione straordinaria del teatro, ancor di più in questi straordinari siti che non sono solo storici, archeologici o monumentali, ma sono il segno distintivo di una identità. Questo di Eraclea è potentissimo, viene sentito da Cattolica, che è il comune che appunto patrocina e sostiene questo, proprio come una condizione ineluttabile. E questa è la differenza. I prossimi appuntamenti cosa proporrete? Ma 6 gli appuntamenti qui a Eraclea, e ne abbiamo gli Acarnesi, la commedia di Aristofane, poco frequentata ma parla della guerra, è molto interessante, ma poi abbiamo anche la Clitennestra, il processo, la Lupa in forma di danza teatro, ma accanto a questi un Ulisse con Sergio Vespertino, e accanto a Sergio Vespertino con Milici, un omaggio a un siciliano di adozione come Frank Sinatra. 6 gli appuntamenti scanditi tutti nel mese di agosto e che fanno da specchio altre 14 location qui in Sicilia che rimbombano, riecheggiano in maniera tale che non ci sia una solitudine autocelebrativa di un posto, ma ogni posto diventa un richiamo per quello vicino o anche per quello lontano. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.